Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, a Milano rischia di venire giù tutto, perché è notizia esclusiva data oggi dal Corriere della Sera. Nell'ambito della maxi inchiesta sull'urbanistica milanese risulta indagato anche il sindaco Beppe Sala, e con due ipotesi di reato a suo carico. La prima di false dichiarazioni su qualità personale proprio di altre persone, e si riferisce, diciamo, a quella che secondo la Procura di Milano è l'attestazione di conflitto di interesse di Giuseppe Marinoni, ex presidente della Commissione Paesaggio, figura chiave, diciamo, nel teorema della Procura, anche come cinghia di trasmissione tra l'amministrazione e gli interessi privati, da cui Marinoni avrebbe avuto altri incarichi, e che Sala avrebbe confermato, cioè ha sicuramente confermato, sapendo di questo, diciamo, di questi conflitti di interessi. L'altra ipotesi al vaglio è induzione indebita a dare o promettere utilità, nella fattispecie attorno al progetto fortemente voluto dal re del mattone Manfredi Catella e dall'archistar Stefano Boeri sul grattacielo Pirellino. Queste sono le due accuse a carico di Beppe Sala, e sicuramente noi siamo inquietati e preoccupati, perché se in questi anni è successo che l'amministrazione milanese ha abdicato a un'ottica di sviluppo generale della città a favore di un'ottica di interesse di una cerchia, diciamo, di amici o di cointeressati, è un problema ovviamente molto serio per la città e per il paese, essendo Milano, diciamo, la punta avanzata del paese. Con altrettanta fermezza noi ovviamente siamo garantisti anche anzitutto per Beppe Sala, siamo garantisti anche anzitutto per gli avversari politici. Per noi tutti Beppe Sala in primis sono innocenti, non solo finché continua l'inchiesta, ma fino al terzo grado di giudizio, come da Costituzione e civiltà giuridica. E sconsigliamo il centrodestra, diciamo, di fare un'opposizione a rimorchio del partito delle procure, puntando tutto sulla iscrizione di Sala nel registro degli indagati, ma questo non per essere meno incalzanti rispetto a Sala e all'amministrazione milanese, per essere più incalzanti, cioè per stanare le vere colpe di Beppe Sala e dell'amministrazione milanese, che vanno oltre, che prescindono da quello che sarà l'esito dell'inchiesta e che sono colpe puramente politiche, cioè stanno nella visione di polis, nelle priorità di governo, nel bilancio che questa gente lascia dopo 2 mandati alla guida della capitale economica del paese. Ed è, senza timore di iperbole, un bilancio devastante. Prendiamo uno dei fronti più clamorosi, la sicurezza o l'insicurezza ormai diffusa in larghi strati della città, non solo periferici. Indice della criminalità 2024 del Sole 24 Ore, non dell'opposizione di Palazzo Marino, del Sole 24 Ore. Per l'ennesima volta Milano si è confermata capitale del crimine, maglia nera a proposito della sicurezza dei propri cittadini. Infatti, a Milano, questo è l'ultimo dato disponibile, si riferisce al 2024, è l'indice di criminalità 2024, oltre 7.000 le segnalazioni di reati per ogni 100.000 abitanti, primato netto. Poi vengono Roma, Firenze, altre città italiane, ma ben distanziate dalla città amministrata o non amministrata o male amministrata da Beppe Sala. Il capoluogo lombardo domina la classifica dei furti con 124.480 denunce. Incidono tantissimo i furti sulle auto in sosta, i furti nei negozi, più di 9.500 le denunce per i blitz nelle abitazioni, nelle case private. È piazzata benissimo anche nella classifica delle rapine, con 4.170 denunce in 12 mesi.
con 2.700 rapine in strada, 413 negli esercizi commerciali, 31.100 denunce per danneggiamento, drammatici anche i numeri sulle violenze sessuali, anche qui ormai un'insicurezza dei cittadini e delle cittadine in primis, non solo nelle aree più periferiche, ammesso e non concesso sia accettabile anche lì, 607 denunce in un anno, tra queste peraltro 24 hanno visto come vittime ragazzine con meno di 14 anni. Non andiamo avanti perché veramente non è una classifica, è uno stillicidio impietoso. Milano oggi è una città radicalmente insicura, è una città dove la criminalità, soprattutto la microcriminalità che va a colpire il cittadino semplice in carne e ossa, spesso di strati medio-bassi, è fuori controllo. Tra l'altro è quel tipo di criminalità che, come insegnava Rudolph Giuliani, il sindaco che ha ripulito New York, va colpita anzitutto in primis se vuoi innescare una catena della sicurezza, no? La famosa teoria del vetro rotto di Rudolph Giuliani. Ebbene, a Milano di vetri rotti sotto sala è uno stillicidio, è un vetro rotto continuo. Ci sono stati poi delle vette inaccettabili di insicurezza urbana, interi quartieri come il Corvetto espropriate da squadracce di immigrati, è cronaca, che monopolizzavano il quartiere con violenza inaccettabile a danno anzitutto dei milanesi. Ci sono state le scene di Piazza Duomo espropriata anche qui da squadracce soprattutto di seconda generazione che urlavano Italia merda e si davano anche alla pratica non occidentale della Tauresh Gamea, dell'aggressione sessuale alle donne di massa, nel silenzio tombale di Beppe Sala, che non ha detto una sillaba su questi fatti gravissimi, mentre è stato molto attivo Beppe Sala quando si è trattato di seppellire con una granuola di tasse, balzelli, norme e divieti il milanese in carne e ossa. A parte l'area B, C, D e F, non so, sarà arrivato alla Z, probabilmente mentre parliamo, ha reso di fatto inaccessibile la città ai lavoratori non dotati di auto di ultima generazione, cioè ha, come dire, adottato un'ottica espressamente classista nella sua amministrazione, anche della viabilità, anche della mobilità, no? Che è un diritto elementare di chi lavora poter spostarsi. Ha fatto scelte anche qui guidate esclusivamente da una pseudo ideologia green totalmente folli rispetto a una gestione lucida della città, la ciclabile in Buenos Aires che ha dimezzato un'arteria fondamentale in entrata e in uscita da Milano, tra l'altro creando un incolonnamento perenne che sicuramente non va, come dire, non diminuisce l'inquinamento, quindi mostrando proprio un'ottusità ideologica nell'amministrare come dire, la capitale del pragmatismo, del dinamismo e dell'iniziativa. Con Milano con Beppe Sala è stata stesa sopra Milano una cappa ideologica che l'ha resa insicura, una città ipertassata, una città classista con l'esplicita mono-ossessione dell'amministrazione per tutto quello che è ZTL, al massimo per tutto quello che è prima cerchia dei bastioni, diciamo la miopia totale rispetto a quello che sta fuori, compreso chi deve entrare a lavorare a Milano, portare a casa il salario, che è un tema démodé per la sinistra alla Sala, ma tenderebbe a esistere ancora. Una città sequestrata dall'ideologia green, resa invivibile, infrequentabile in molte zone dove gli spostamenti interni ed esterni sono pressoché impossibili. Questo è il bilancio di governo di Beppe Sala ed è la sua vera colpa, a prescindere dall'inchiesta che ci inquieta, ma che per noi non è un argomento politico dirimente. L'argomento politico dirimente è il fallimento amministrativo totale di Beppe Sala. Grazie a tutti.